Grazie per l'invito, grazie alla Fasi, alla Presidente Serafina Mascia, a Maurizio Secchi, Vicepresidente, all'amico Paolo Pulina che mi ha invitato, alla Presidente del Circolo Gianfranca Canu. Io in questo mio intervento intendo parlare di Giovanni Maria Angioi e il progetto di una Repubblica Sarda. Partiamo da una data, il 19 giugno 1796, partenza per l'esilio di Giovanni Maria Angioi, capo riconosciuto del movimento antifeudale e antiassolutistico, sviluppatosi impetuosamente nel triennio rivoluzionario sardo 1793-1796. È un dato di fatto. Questi anni precedono il triennio rivoluzionario italiano 1796-1799. La sconfitta militare subita dal movimento antifeudale al ponte di Tramazza presso Oristano nel 1796 non deve indurre a sottovalutare quella che fondatamente può essere considerata la più importante frattura sociopolitica nella storia della nostra isola, uno sconvolgimento di carattere rivoluzionario. Angioi, attenzione, non si trovò in prima persona allo scontro di Tramazza. Egli non era uomo d'armi, a differenza di alcuni suoi compagni di lotta, come per esempio l'avvocato sassarese Gioacchino Mundula e il notaio cagliaritano Francesco Cilocco. Nato a Bono nel 1751, quindi oggi in quest'anno ricorrono i 270 anni dalla nascita di Angioi, egli fu docente universitario, giudice della Reale Udienza, il massimo organismo giudiziario del tempo nel Regno di Sardegna. Si dedicò anche all'agricoltura, alla coltivazione del cotone e di un'erba tintoria, l'indaco, in un settore che egli volle legare all'industria, proprio così, con un macchinario anche. Fondò infatti una fabbrica di guanti, coperte, calze e berretti. Insomma, una personalità quanto mai complessa e articolata, innovativa comunque, quella di Angioi. Egli compie un percorso teorico-politico che lo conduce da posizioni anti-assolutistiche ed antifeudali a formulare un progetto per la creazione di una repubblica sarda legata alla Francia del tempo. Ma già si badi bene, l'assunzione di una prospettiva nettamente antifeudale si configurava nella dimensione storica di allora con una valenza nettamente rivoluzionaria. Su Angioi, prima e dopo l'esilio, hanno scritto fra gli altri, sì, a parte il barone algherese Giuseppe Manno, considerato l'antenato dei denigratori di Angioi, a parte Sebastiano Pola, poi Dionigi Scano, i cari e compianti Lorenzo Del Piano, Tito Ru, Carlino Sole, poi Girolamo Soggiu, Antonello Mattone, Piero Sanna, Luciano Carta, il giovane Omar Onnis e poi vorrei ricordare il libro di Andrea Pubusa che oggi è qui con noi. Le tappe dell'esilio, duro, amaro, irto di insidie per Angioi, furono le seguenti: Genova, Livorno, Bologna, Ferrara. Poi cercò di incontrare Napoleone a Castiglione. Napoleone conduceva allora la campagna d'Italia, ma gli sforzi di Angioi e degli esuli sardi in tal senso furono inutili. A Milano invece essi furono ricevuti dal corso Cristoforo Salicetti, commissario della Napoleonica Armata d'Italia. Ma la pace stabilita allora tra la Francia repubblicana e la Casa di Savoia
dissuase Bonaparte in quel momento dal disegno di effettuare un'intrapresa militare in Sardegna. In seguito Angioi ritornò a Livorno, poi a Torino, da lì a Casale Monferrato, quindi a Genova, in Corsica a Bastia, dalla Corsica di nuovo a Genova. Giunto in Francia fu a Marsiglia e dagli ultimi giorni del febbraio del 1799 a Parigi non avrebbe rivisto mai più la sua terra. Nella capitale della Francia, Angioi fece conoscenza di quei patrioti italiani che si apprestavano a fare ritorno nella penisola per fondarvi le cosiddette repubbliche sorelle della Francia. Il 1799 è comunque un anno significativo per la prassi politico-diplomatica di Angioi. Egli invia all'esecutivo francese, cioè al direttorio, un progetto che intende fornire indicazioni per un'impresa francese nell'isola col concorso attivo dei patrioti sardi. Angioi propone di riunire ancora una volta gli stamenti che, come gli stati generali di Francia, nobiltà, clero, terzo stato, erano un'assemblea di antico regime, cioè l'antico Parlamento sardo, che era formato da tre camere, chiamate anche bracci, stamenti o bracci, che riunivano gli esponenti del clero, della nobiltà, i sindaci, i procuratori delle città regie, delle 7 città regie, sotto giurisdizione regia. Che cosa si sarebbe dovuto fare, secondo Angioi, riunendo gli stamenti? Occorreva procedere a delle riforme necessarie per creare un nuovo ordine, un système démocratique. Sì, egli scrive proprio così. Per stabilire une constitution basée sur les principes d'égalité et de liberté. Tuttavia, egli precisa, questo nuovo sistema dovrà essere consono agli usi, alle tradizioni, alla religione della comunità isolana, agli organismi giudiziari ed amministrativi locali. Risulta evidente l'impegno di Angioi volto ad inserire il mondo sardo nel modo meno traumatico possibile nel grande processo di trasformazione aperto dall'89 francese, dalla presa della Bastiglia. Sbagliato dunque vedere in questa attività di Angioi esule, a parte il richiamo ai principi di libertà e di eguaglianza, un vagheggiamento del passato, l'incapacità di liberarsi del tutto dalle pastoie del passato, dagli organismi di antico regime. Durante il soggiorno a Parigi si stabilirono rapporti di reciproca stima fra il leader sardo e uomini politici, militari e diplomatici della Francia del tempo. Fra questi va in primo luogo menzionato Antoine François Coffin, scritto Coffin, già commissario addetto alle relazioni della Francia con la Sardegna. Fu anche deputato del Pas-de-Calais al Consiglio dei 500. Fu amico di Angioi, di cui divenne esecutore testamentario, e scrisse anche dopo la morte di Angioi una lettera commossa a un giornale francese ricordando le doti del leader politico sardo. Un altro personaggio, a parte Coffin, l'agente per le relazioni con i paesi esteri a Marsiglia, Augustin Guise, scritto Guise con la Y, che ebbe un ruolo importante nel porre in contatto Angioi con personaggi di notevole importanza, di notevole levatura come Talleyrand, Bernadotte, generale rivoluzionario napoleonico, poi diventerà re di Svezia, no? Lazare Carnot, generale di notevole rilievo e fu anche studioso di geometria, scienziato. Grazie al legame con Guise, Angioi ebbe modo di conoscere Guillaume Charles Faypoul, che fra l'altro fu commissario civile dell'armata francese
operante a Napoli e comandata dal generale Championnet. Vediamo ora l'evolversi dei rapporti fra gli esuli sardi e il governo francese in occasione dell'impresa di Napoleone in Egitto. Da Parigi il 9 agosto 1799 il già ricordato Coffin scrive a Napoleone. Qui noi dobbiamo ricordare che al momento della spedizione in Egitto nel 1798 Bonaparte avrebbe dovuto occupare la Sardegna e la Sicilia, ma si trattava in gran parte di speranze, di illusioni proprie di Angioy, degli esuli sardi e anche di Coffin, certo in misura minore evidentemente. In effetti, partito da Tolone il 19 maggio del 1798, Napoleone era riuscito a eludere la vigilanza della flotta inglese dell'ammiraglio Nelson, Lord Nelson, si era impadronito di Malta, era sbarcato ad Alessandria d'Egitto ed aveva ottenuto la grande vittoria militare nella battaglia delle piramidi contro i Mamelucchi, no? Il schiavo bianco vuol dire, erano gli schiavi turchi del sultano d'Egitto, che costituivano un corpo militare molto importante. In seguito però Nelson, come sappiamo, era riuscito a distruggere la flotta francese nello scontro navale di Aboukir, 2 agosto 1798, lasciando Napoleone come prigioniero della sua vittoria terrestre in Africa. Si diceva di questa lettera di Coffin che a Napoleone avanzava alcune proposte per un trattato di pace riguardante il Mediterraneo e l'Europa. Il 30 agosto 1799, in un altro documento, Coffin affermava che la conquista della Sardegna era indispensabile per mantenere alla Francia il possesso di Malta e della Corsica. Il 3 ottobre del 1799, sempre Coffin scrive una memoria sulla condotta del re di Sardegna Carlo Emanuele IV. Al ritorno di Napoleone dall'impresa egiziana, lo stesso Coffin, sempre dinamico, scrive un memoriale indirizzato a Bonaparte in cui si disegna un piano d'attacco e in cui si parla di conquista della Sardegna. Attenzione, non si parla più di Repubblica Sarda, sia pure strettamente alleata della Francia. In ogni caso, questo memoriale, quasi certamente, esagerava sulla reale consistenza del, chiamiamolo così, partito patriottico in una Sardegna ormai percorsa dalla reazione feudale e assolutistica più oltranzista, più spinta, più nera, possiamo dire. Dopo numerosi sforzi diplomatici e politici che avevano coinvolto generali, agenti, rifugiati politici, tutto sembrava ormai pronto per una impresa militare in Sardegna. Il 28 gennaio 1800 una lettera di Angioy annunciava ai patrioti esiliati e a quelli ancora presenti in Sardegna che lo sbarco delle forze francesi nel nord della nostra isola era ormai imminente. Ho trovato questa lettera nel Department of Manuscripts della British Library, dove ci sono i Nelson Papers, perché questa lettera di Angioy fu intercettata dalla flotta di Nelson, padrona del Mediterraneo. Gli avvenimenti presero quindi una piega ben diversa, con delusione ed infinita amarezza dei patrioti sardi, perché successe che in Corsica il generale Giovanni Battista Cervoni, comandante delle truppe francesi destinate alla Sardegna, e il già ricordato Cristoforo Salicetti, commissario politico della stessa armata, furono costretti ad attivarsi per bloccare un moto controrivoluzionario suscitato da corsi controrivoluzionari guidati da Frediano Vidot, dal colonna Cesari, moto ispirato, sostenuto e pagato
da agenti e da spie del governo sabaudo, del governo piemontese. Impegnate in Corsica, le truppe del generale Cervoni non giunsero mai in Sardegna. Grande, come possiamo immaginare, fu l'amarezza e la frustrazione di Angioi e dei suoi seguaci dentro e fuori dell'isola. Coffin tuttavia non si stancava di sottolineare i pericoli derivanti dalle strette relazioni economiche, politiche e diplomatiche fra gli inglesi e la Sardegna, dove i sovrani sabaudi soggiornavano dopo aver perso ad opera di Napoleone i loro domini sulla terraferma. Il re Carlo Emanuele IV, il primo a giungere a Cagliari, non voleva però, come del resto il suo successore Vittorio Emanuele I, anch'egli dimora a Cagliari, che milizie inglesi giungessero nell'isola, come si sarebbe invece verificato nella Sicilia rimasta fedele alla dinastia borbonica, dove però c'erano le truppe inglesi e di fatto i sovrani borbonici dividevano il potere con l'ammiraglio Lord William Bentinck, il capo delle forze armate inglesi nel Mediterraneo. La preoccupazione di Coffin, nonché di generali, diplomatici ed agenti francesi, concerneva i pericoli che incombevano sulla Corsica francese e su Malta. Malta, come si è visto, era stata occupata da Napoleone, perché in ogni caso, l'abbiamo già detto, la presenza degli inglesi intorno alla Sardegna e nel Mediterraneo era dominante. La flotta inglese sarebbe stata alla fonda nelle acque della Maddalena nei primi anni dell'Ottocento fino al 1805. Ancora all'inizio del XIX secolo, Coffin prospettava i vantaggi economici, politici e militari che la Francia si sarebbe assicurata facendo sbarcare nella nostra isola alcune migliaia di uomini provvisoriamente prelevati dalla guarnigione corsa. Ma anche questo piano rimase sulla carta. In effetti sappiamo dagli studi di Antonio Boi che ancora alla vigilia della rovinosa spedizione della Grande Armée in Russia, lo stesso Napoleone, sappiamo da primo console diventato imperatore, non aveva del tutto abbandonato l'idea di un'occupazione della Sardegna. Occupazione per l'appunto, perché l'idea di una repubblica sarda non si poteva ormai coniugare con l'imperialismo napoleonico. Grazie.